Una risposta bellissima, molto interessante e approfondita da parte dei nostri giovani. Hanno superato brillantemente l'esame di cultura della legalità i tanti studenti veneti che hanno partecipato al progetto La cultura della legalità e l'impegno dei giovani per la sua promozione. La premiazione dei lavori migliori al Liceo Modigliani di Padova ha rivelato non solo capacità di approfondimento della nostra storia recente nell'ambito della criminalità organizzata, ma anche la sensibilità a trattare il tema in forme diverse. Per i ragazzi una lezione di educazione civica passata a pieni voti. Quello che stamattina qui abbiamo visto e che riguarda proprio una presa di posizione netta a favore della legalità come sistema di vita, come qualità di relazioni interpersonali, tutto questo, quello che abbiamo visto, è stato veramente splendido. Il livello di legalità di un paese è anche una questione culturale, per questo la scuola gioca un ruolo fondamentale. Il principio del rispetto delle regole è fondamentale ed inizia proprio dalle piccole cose, dalle regole di comportamento, di educazione, fino a poi al rispetto delle regole normative. Ecco, sappiamo bene come diffondere una cultura della legalità significhi quindi riuscire a far sì che venga rispettata la libertà propria e quella altrui soprattutto. Se tutti si adoperano perché la legalità sia pane quotidiano, forse avremo un futuro migliore, ma è sicuramente una città più vivibile, una città a misura di persone e una città dove le persone sono per qualche volta, magari tutto il giorno, più sorridenti e non arrabbiati.